Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi e naturalmente con i nostri ospiti, graditissimi ospiti che a questo punto vi presento subito, poi entriamo anche nel vivo del tema che secondo me è molto interessante per tutti, a prescindere che voi siate o meno imprenditori, ma più o meno tutti siete stati lavoratori e quindi vi riguarda da vicino o avete figli o nipoti che prima o poi dovranno lavorare, stanno già lavorando e quindi il cambiamento del mondo del lavoro senza dubbio vi interessa. Allora, ci fa piacere presentarvi Luca Bertuola, responsabile area lavoro di Confcommercio del Veneto, grazie di essere qui con noi e grazie a Confcommercio per darci questa opportunità di approfondimento. Francesco Zeitler, presidente Giovani Albergatori del Veneto, grazie, viene dalla costa del Lago di Garda, Costa Veneta Lago di Garda, una splendida località turistica e si intende di alberghi, naturalmente, e ristorazione. Grazie a voi. Anna D'Amico, presidente Giovani Imprenditori Confcommercio Veneto, un'attività commerciale imprenditrice. Ben arrivata anche a lei. Maria Beatrice Paludetti, presidente Federazione Moda Italia Treviso, un negozio settore calzaturiero, quindi un settore molto particolare perché chiaroscuri diciamo, e quindi analizzeremo anche questo aspetto. Ben arrivata anche a lei. Abbiamo una bella rappresentanza per analizzare un tema che sta particolarmente a cuore all'associazione di categoria Confcommercio, da diversi anni analizza i deep trend. Che cosa sono? Quello ce lo spiegherà il nostro dirigente di Confcommercio, queste tendenze che cambiano a seconda dei periodi e che rappresentano un po' i sentiment, i desiderata, il modo d'essere della realtà sociale, economico e produttiva e bisogna cercare di coglierli, interpretarli e anticiparli perché altrimenti si resta fuori dai giochi. Allora succede che non si trovano lavoratori, che i lavoratori non sono soddisfatti della propria attività, che l'attività stessa non va bene, non si capisce che cosa non funziona e bisogna analizzarla con la lente di ingrandimento. Allora io vorrei cominciare da lei. Perché? Perché rappresenta dal di dentro la realtà di Confcommercio. Voi avete interpellato degli esperti, dei docenti universitari importanti di Milano, insomma, avete tenuto dei corsi per dare degli stimoli a tutti i vostri iscritti che sono gli imprenditori. Sì, la fotografia che ci hanno restituito questi esperti è una fotografia del mondo del lavoro che sta cambiando in maniera profonda, che è cambiato in maniera profonda, quindi non è neanche più un divenire, è già un qualcosa che è molto concreto e che ha a che fare col cambiamento relativo innanzitutto a una situazione demografica che è cambiata in maniera importante, quindi ci sono molte meno risorse umane, molte meno persone che possono dare il ricambio in questo momento a quelli che stanno lavorando e che usciranno a breve, che sono poi i figli del boom demografico. Quindi baby boomers famosi. Sono un numero molto importante, non sostenuto da un numero sufficientemente importante per andare a creare un ricambio. Questo è un primo trend che è abbastanza noto ormai. Il secondo è quello della preparazione, nel senso che ovviamente sta cambiando in maniera importante anche come si lavora e quindi stanno cambiando le tecnologie, stanno cambiando i lavori. Anche i lavori più tradizionali stanno implementando soprattutto nel settore della digitalizzazione e stanno aumentando sensibilità che prima non c'erano, tra queste in particolare quella etica e quella della sostenibilità ambientale, a cui sia i cittadini consumatori sia le imprese i cittadini consumatori le stanno richiedendo, le imprese le stanno cercando di attuarle e quindi anche le modalità, le competenze nel lavoro ovviamente devono essere adattate a queste nuove realtà. Su questo ovviamente si stanno innestando altri tipi di problematica, per esempio la convivenza di lavoratori giovani con lavoratori più anziani, perché le carriere lavorative si stanno allungando per 1000 problemi, tra il primo la sostenibilità previdenziale e l'altra questione di convivenza nel mondo del lavoro è quella tra cittadini, tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri che in maniera sempre più importante stanno abitando il mondo del lavoro anche nelle nostre imprese. Queste sono alcune situazioni, ovviamente non sono tutte, ma che mettono il mondo del lavoro, quindi le imprese, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, di fronte a sfide importanti e nuove. Presidente, chiedo a lei, grazie. Allora, tutti questi stimoli che ci ha dato, poi interpellerò anche voi. Ci sono però delle problematiche. Queste sono, diciamo, delle tendenze, macro tendenze.
prevedibili, di cui si parla tanto tempo. Poi parliamo del passaggio generazionale, non parliamo del passaggio generazionale perché sennò ci vuole un mese solo per affrontare quello e ancora un nodo irrisolto, ma ci sono delle altre criticità che avete affrontato, perché sostanzialmente, si diceva prima fuori onda con una battuta, cercasi commessa, cercasi lavoratore, cercasi addetto a responsabile di, ovunque questa è la tendenza, ben venga, però in realtà dietro non è così gioiosa la situazione. Sì, diciamo che alle volte leggiamo appunto questi cartelli, cercasi commesso, commessa. Oggi Cosa sottendono dietro? Magari un lavoro che oggi non sembra più tanto nelle corde appunto dei giovani. Se magari scrivessimo, che so, vuoi far parte dell'equipe di questo negozio, hai conoscenze digitali, hai conoscenze di visual merchandising, pensi di avere... Contattaci, magari questa può essere anche una formula che fa capire che cosa c'è dietro il negozio, cioè un gioco di squadra che viene fatto dal titolare e magari dai collaboratori che vi lavorano dentro. Questo in particolare nei negozi di moda è strategico perché deve diciamo, tradursi in una sinergia fra i vari collaboratori, fra le competenze che hanno tutti, che logicamente la capacità di conoscenza psicologica, di empatia, di cura verso il cliente, però ci vogliono oggi anche ben altre competenze. Quindi quando noi parliamo di cambio generazionale, è chiaro che è una delle preoccupazioni maggiori per quanto riguarda la nostra rappresentanza associativa di Federmoda, in quanto noi comprendiamo sino in fondo come si tratta di maggior parte di negozi, diciamo, di proprietà familiare, che si conducono di generazione in generazione, che hanno collaboratori con forti rapporti di fidelizzazione, che di solito sono contratti a tempo indeterminato. Però è chiaro che questo fa sì che c'è una proprietà, se vogliamo, vecchia, una riluttanza al cambio generazionale e questo fatto fa sì che non subentri quella forza vitale di cambiamento, di innovazione, di modernità dei ragazzi. Ma perché questo? Perché noi abbiamo capito con i deep trend, quindi con questo studio che è stato fatto. Con questo studio che è stato fatto da Confcommercio, con la società Blue Eggs e con la dottoressa Rolle, la quale ci ha fatto comprendere come a monte noi dobbiamo cambiare la narrazione e come possiamo essere come possiamo promuovere diciamo, l'attrattività del nostro lavoro, e lo possiamo fare attraverso dei fattori chiave di lettura. Torniamo su questo, interrompo un attimo così ci seguono anche i nostri telespettatori. Ha toccato un aspetto importante e io chiamo in causa i giovani. Allora, voi siete giovani imprenditori e qui ci siamo, però mettetevi anche dall'altra parte. Io chiedo prima al più giovane, neo-trentenne da poco. Lei, Presidente, sarebbe attratto a entrare in una realtà anche alberghiera come collaboratore, dipendente, cioè da come sono strutturate adesso, come ci stava raccontando la Presidente, o in tutta onestà? Certo, allora il problema che vediamo nel settore del turismo, degli alberghi, sono le stagioni. Cioè, partiamo da questo presupposto all'inizio. Io entrerei come collaboratore sicuramente se vedo una carriera all'interno della struttura. Devo avere un obiettivo, devo crescere insieme alla struttura, come diceva prima anche il Presidente, perché abbiamo dei modelli ancora, come mi ricollego al suo discorso anche, dei modelli aziendali familiari. Dovremmo passare soprattutto nel nostro settore turistico a un modello aziendale manageriale, dove all'interno un nostro collaboratore ha dei margini di crescita dove dice ok, io rimango fidelizzato alla struttura perché vedo un futuro che posso arrivare dal runner al food and beverage manager, posso fare questa scalata. E purtroppo nelle aziende familiari, questa è colpa dell'imprenditore, mi ci metto anch'io in mezzo. Certo.
magari un po' più piccole, un po'... Casomai lo fa il figlio, la scalata. Esatto, non vedono questa scala di progresso. Che non è poca cosa, quello che ha detto è molto importante secondo me, perché è un nodo cruciale in tantissime aziende a conduzione familiare, cioè anche giovani che si laureano, fanno dei master e tornano qua in Italia, questo non lo ravvedono, non nel settore alberghiero, in tutti i settori, in generale sentiamo cosa ne dice. Che basterebbe anche solo, prima parlavamo dei nomi, no? Cercasi commesso oppure entra nell'azienda. Gli inglesi ci insegnano con questi inglesismi, nel senso manager, metto manager dappertutto, è già comunque un titolo di una qualifica che ti spendi all'interno della società, e questo è molto importante nella testa dei giovani. Assolutamente, secondo lei? Ma non posso che essere d'accordo. Proprio stamattina in preparazione un po' di questo incontro leggevo qualche dato e mi ha colpito molto una ricerca svolta da LinkedIn dove dice che il 58% dei lavoratori globali vuole cambiare il posto di lavoro, e ovviamente tra le motivazioni c'è quello di un aumento salariale, come insomma è ovvio pensare, però hanno un elemento importantissimo, sia il tema di trovare un equilibrio tra vita lavorativa e professionale, quindi anche con forme di lavoro per esempio ibride, quindi non solo in presenza ma anche da remoto, e ovviamente il tema della crescita all'interno di un'azienda. Quindi le motivazioni principali per cui uno è insoddisfatto sono non soltanto più solo lo stipendio, ma anche l'equilibrio tra vita privata e professionale e anche la crescita all'interno di un'azienda. Quindi il mondo del lavoro è cambiato tantissimo, anche perché una volta entravi in azienda ci stavi tutta la vita, adesso non è più così, i giovani hanno anche delle esigenze diverse che è giusto mettere e valorizzare in qualche modo, no? Perché poi fanno parte del futuro delle nostre aziende. E allora tecnicamente crescita all'interno di un'azienda. Nelle nostre aziende, analizziamo il territorio veneto, perché non è che ci portiamo in Lombardia dove sono realtà diverse, sempre Italia è, però abbiamo già le multinazionali dove hai dei percorsi, delle opportunità, delle retribuzioni diverse. Qui da noi ci sono queste opportunità e come si possono creare? Perché quella è l'azienda, lì c'è il capofamiglia, magari anche anziano, sotto di lui i figli, la moglie, responsabile dell'amministrazione, vi faccio già il quadro, tanto è sempre quello, e non ci si muove. Sono state dette però parecchie cose, quindi bisognerebbe andarle a scomporre nel tempo che abbiamo. Ecco, lei cerca di scomporre in poco tempo. Io parto dall'ultima, no? E quella quindi della questione dei tempi del lavoro, i tempi della vita, che sembra essere una delle questioni importanti, non solo in generale, ma anche per combinare poi famiglia, lavoro, demografia e lavoro, eccetera. Ma ecco, su questa, nel territorio veneto soprattutto, il lavoro era la cifra dell'essere. Fino a qualche tempo fa, lavorare era esattamente quello che tu eri. Quindi chi sei, cosa che lavoro fai. Significa, se si vuole cambiare questo paradigma, significa cambiare culturalmente l'approccio verso il lavoro. E quindi l'unica strada che io intravedo da questo punto di vista non è tanto lavorare sugli orari, sulle flessibilità orarie e quant'altro, che i contratti stanno già facendo. Per esempio il turismo lavora già su questo tipo di paradigma, perché il contratto più utilizzato nel turismo è il part-time, è la stagionalità, quindi è un tempo ridotto rispetto all'arco della vita, dopodiché ci sono tante cose da mettere insieme. Esatto. Ma apriamo un capitolo. L'altra cifra della questione è elevare le competenze per poter fare in tempi diversi, e si spera minori, quello che prima si faceva in tempi molto più lunghi. Quindi competenza, competitività e produttività, questo può anche liberare poi tempi e risorse per conciliare in maniera migliore i tempi di vita e i tempi di lavoro. Attenzione che questo aspetto qui, lo dicevo prima, impatta moltissimo, soprattutto, purtroppo lo dico, purtroppo, quindi fra virgolette, sul lavoro femminile, perché il lavoro femminile è quello che ancora è penalizzato dalla conciliazione vita e lavoro. Quindi se noi dobbiamo fare un ragionamento appunto su alcuni cambiamenti che dovrebbero arrivare, anche per liberare maggiori risorse, per liberare anche una mentalità diversa che non sia solo quella maschile ma sia anche quella femminile all'interno del mondo dell'impresa, dovremmo dare l'opportunità che si possa
far coesistere il lavoro con la conciliazione, sia da un punto di vista maschile sia da un punto di vista femminile. Certo. E questo è un aspetto delicato e molto importante. Ecco, su questo, Presidente, lei sarebbe disposta, ma realisticamente, ad accettare che, adesso non so come è strutturata la sua azienda, ma si mettono i panni anche di tante realtà, che è una sua collaboratrice anche donna, invece che gestire con il cartellino il suo lavoro, ma lo possa anche fare delle telefonate da casa, che possa in qualche modo essere più versatile, perché a volte le donne sono molto severe nel lavoro, quando hanno dei ruoli dirigenziali, che sono più degli uomini, e non chiudono un occhio, pretendono tanto, per cui forse sono le prime che dovrebbero fare anche un'autoanalisi, se c'è disponibilità. Ho una realtà molto piccola. Vabbè, l'ho presa in causa perché qua non posso farla loro che sono infatti giovani. Mi veniva anche in mente che a proposito il fatto che diciamo tutte le nostre sono piccole e medie imprese, piccoli e medi negozi situati all'interno dei centri storici delle nostre città e quello che non colpisce poi solo i negozi della moda questa caratteristica, attenzione che riguarda anche il dietro, cioè ovvero tutta la filiera del Made infatti in dico Italy, tutte le aziende, dove le proprietà dicevamo sono vecchie e c'è il cambio, tant'è vero che 53.000 imprese in Italia, di cui il 70% il titolare è anziano, over 70. Quindi qui capiamo anche come siamo strutturati. Per quanto riguarda la mia realtà, io devo dire che è una conduzione familiare, per cui io ho un solo dipendente, tra l'altro donna, vengo da una storia di negozi, i miei insomma erano di più negozi storici fondati da mia mamma e da mio papà insieme, e in particolare il femminile è stato sempre un fattore caratterizzante per me, come posso dire, proprio che ha permeato tutta la caratteristica, perché devo dire che mia mamma ha sempre lavorato per esempio con collaboratori donne, quindi voi avete questa noi realtà. siamo attenti, ma guardi, io credo che un Però po' è più facile tutti con i un solo negozi, dipendente. tutti i negozi di Federmoda comunque credo che almeno i nostri hanno un grande senso di responsabilità civile, in questo senso appunto garantiscono retribuzioni eque che sono poi condizioni adeguate lavorative a fianco e attenti appunto a quella che è la responsabilità, alla responsabilità civile, dicevo, e quindi attenti al rinnovo dei contratti nazionali, collettivi nazionali e anche diciamo che vengono aggiornati periodicamente. Certo. Torniamo a questo. Adesso vi rigiro un po' la patata. Proprio perché viviamo in centri piccoli, nei territori, l'etica ci tocca, cioè non siamo presi solo, chiaro, dall'equilibrio finanziario, dalla sostenibilità a lungo termine per reggere, però in primis noi non dobbiamo mai dimenticare l'anima delle persone che lavorano dentro e di quelle che noi incontriamo poi tutti i giorni. Sentiamo cosa ne pensano anche lavoro. i nostri due giovani presidenti. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi torniamo insieme.